fai addominali, fai le flessioni e ti riprometti niente bomboloni. Ti iscrivi in palestra nonostante le spese, però ci vai solo una volta ogni mese. Perché lo fai? E fai un po' di dieta con la verdura, fine settimana col cibo spazzatura. Fai anche la corsa presto al mattino, ma quando ti fermi 3 brioche cappuccino. Perché lo fai se tanto già lo sai che tu vivi in Sardegna e tua mamma si impegna a cucinare se ha da 6 grandi panadas, maialetto che ardi e l'agnello coi cardi, salsiccia col pecorino e poi mallorettus che buoni. E nonna Beatrice fa in casa i ravioli. Cerchi su Google per dimagrire che fare, ma mangi Nutella mentre stai a controllare. E poi punti i piedi, dici basta così, inizio la dieta ma l'altro lunedì. Perché lo fai? Il nutrizionista era bravo ed educato, ma dopo 2 ore te lo sei divorato. Fai proprio di tutto per sembrare più buono, ma più che Raul Bova sembri Cannavacciuolo. Perché lo fai se tanto già lo sai che tu vivi in Sardegna e tua mamma si impegna a cucinare se ha da 6 grandi panadas, maialetto che ardi e l'agnello coi cardi, salsiccia col pecorino e poi mallorettus che buoni. E nonna Beatrice fa in casa i ravioli. Ravioli, 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 ravioli. Formaggelle da sfornare e capigliette da scrivere. Fare il pane carasau, bere sempre il cannonau e salsiccia di maiale e la musteva ancora da tagliare. È sempre l'ora per mangiare, ma tu vivi in Sardegna e tua mamma si impegna a cucinare se ha da 6 grandi panadas, maialetto che ardi